iniziata adesso ufficialmente la sfida tra Futsal Emiri e Jason Alcamo. Pareva abbastanza oggettivo il tocco dell'avversario, ma si gioca con un ribaltamento di fronte immediato e arriva anche il gol dell'1-0. Ha segnato la Colla. Primo gol in campionato per il numero 9 della Jason e quindi al 10° di gioco cambia il risultato. Estrazione della squadra palermitana. Intanto Sarci recupera un buon pallone, c'ha due opzioni, va con Sciacca che allarga da Pecoraro, il gol del pareggio. Pecoraro fa 1-1. Ferrara, Dixit, scambio con l'8, la chiusura di Sciacca, ancora Sciacca, 3 contro 2, Salerno sul secondo palo, il salvataggio di Orlando, poi Sciacca, il 2-1 di Sciacca, il Futsal Emiri. Qui in diretta su Sportis, ricordiamo che siamo anche sintonizzati su altri campi di futsal, uno su tutti, quello del Mistral Palermo in Serie B. E occhio a questo tiro di Salerno che si sblocca in campionato e dal nulla fa 3-1, il numero 9 raddoppia per gli Emiri. La riconquista di Ranieri, c'è la scivolata provvidenziale di Rappa, c'è vantaggio per il direttore di gara, giusta la scelta e allora Pecoraro carica il destro, il passaggio vincente per Furia, il gol del 4-1. Ancora Figlia che poi si gira e calcia e sulla ribattuta arriva il gol del 4-2 con Milazzo che accorcia le distanze. Occhio a questo passaggio sbagliato che regala la doppietta a Milazzo, 4-3. Si mette male per gli Emiri. Futsal Emiri. Occhio Orlando sul secondo palo, il pareggio dell'Alcamo, 4-4. Viene beffato il Futsal Emiri, ma occhio a Sciacca che calcia proprio nell'ultimissima azione, triplice fischio, 4-4 con beffa per gli Emiri.